Nuove rotte in Sicilia della Ryanair sull'aeroporto di Trapani. Si tratta in particolare di 6 nuove rotte per la prossima estate. Ascoltiamo in proposito il presidente della regione, Nello Musumeci. Ho già sottolineato il coraggio con cui la compagnia Ryanair torna in Sicilia, torna a Trapani, sapendo che dietro la tenacia del presidente della società aeroportuale c'è un governo regionale che ha creduto e crede nel decollo dello scalo di Birgi. Noi abbiamo investito in denaro, abbiamo legiferato a sostegno di quella società, in uno spirito di armonia anche con le amministrazioni comunali e con gli imprenditori di quella provincia che sono sicuro assieme a noi faranno la propria parte, pur in un momento particolarmente difficile perché la batosta subita dalla pandemia non ha certamente compensato gli investimenti che gli imprenditori avevano realizzato credendo in una rinnovata e sostenuta economia turistica del Trapanese. Una provincia che ha tutti i numeri per guardare al futuro, può puntare su vari segmenti turistici e noi come governo ci siamo con la nostra determinazione, ci siamo ove sarà possibile anche col sostegno finanziario.